Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Intervento di recupero in corso di una persona caduta dal ponte della ciclovia Couture all'altezza altura a Trieste. La persona scivolata risulta molto grave. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Muggia e del nucleo SAF di Trieste. Il personale sanitario del 118, giunto dal vicino ospedale di Catinara, gli agenti della questura e il soccorso alpino. La persona è stata recuperata e portata sulla ciclovia, dove era in attesa l'ambulanza, caricata a bordo, trasferita d'urgenza a Catinara. Le sue condizioni sono molto critiche. È di 80 rintracci il bilancio provvisorio dell'operazione in corso da parte delle forze dell'ordine che dalla notte stanno setacciando l'area tra Udine e Gemona e si presume che altri 70 siano riusciti a dileguarsi, facendo per ora perdere le tracce. I passeur con la solita tecnica sono riusciti con un blitz a scaricare a bordo dei furgoni gli irregolari nei pressi del casello autostradale di Gemona Osoppo in A23. Da qui a piedi si sono inoltrati lungo la campagna in direzione dei primi paesi vicini, mentre i nuovi negrieri 4.0 in pochi minuti abbandonavano il luogo dello sbarco a bordo dei loro mezzi in direzione Slovenia. Come detto, polizia e carabinieri stanno operando nel rintraccio dei migranti irregolari. A bordo dei pullman gli stessi sono stati trasferiti all'ex caserma Cavarzerani di Udine per il triage sanitario e la successiva quarantena obbligatoria in strutture di accoglienza sparse in regione. Sotto esame le telecamere di videosorveglianza presenti lungo l'autostrada per risalire ai mezzi di trasporto irregolare. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.